E adesso parliamo con la CGIL di una questione che è molto importante, che va compresa appieno, l'attacco alla legge 194. Alcuni di voi sanno perfettamente di cosa stiamo parlando, altri magari, se sono un po' più giovani, non ne sono perfettamente a conoscenza, da quel che abbiamo capito, però sostanzialmente la legge 22 maggio 1978 numero 194 definisce le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Qui con noi per parlarcene e soprattutto per spiegare nel dettaglio perché è una questione saliente e determinante abbiamo in collegamento Margherita Grigolato, responsabile del Dipartimento Politiche Inclusive della CGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, grazie. Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori che cosa è successo e sta succedendo, dopo faremo anche un parallelismo con un altro paese d'Europa. Prego. Allora, la 194, come ha giustamente spiegato Elena, è la legge che tutela la maternità. Prevede che le donne che hanno qualche problema o che vogliono interrompere la gravidanza passino dai consultori familiari, almeno la 194 lo definiva come legge, e lì abbia tutte le informazioni riguardo a una possibile interruzione, ma anche la certificazione di poterlo fare e quindi di accedere ad un ospedale o al servizio di interruzione con una certificazione, appunto. Nei consultori i professionisti che una donna incontra sono abilitati a dare qualsiasi tipo di informazione. Diciamo, se una donna vuole interrompere perché ha problemi in ordine economico, la donna deve essere rivolta ai servizi sociali del proprio paese per ottenere aiuto. Se una donna invece ha problemi di altro tipo, ci sono tutta una serie di indicazioni per aiutarla. Nel caso in cui la donna, perché per autodeterminazione appunto decide, capisce che quella è l'unica soluzione per sé, viene ascoltata anche dallo psicologo e alla fine di questo percorso le viene data la certificazione. Ora, voi dovete capire che nella legge e quindi nei consultori ci sono persone che non sono a favore o contrarie, devono essere a favore della legge e quindi devono dare un'indicazione e una informazione neutra, non favorevole ma neppure contraria. Bene. Una volta ottenuta la certificazione, poi la donna si rivolge agli ospedali. Ecco, chiedo questo, se lo si legge anche dalla slide che abbiamo messo in onda poco fa, per chiedere l'interruzione delle volontarie di gravidanza entro i primi 90 giorni, quindi lo ribadiamo per chi magari non se lo ricordasse, di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Tra questi... È quello che dicevo prima. Esatto. E ci sono una serie di implicazioni in ordine finanziari, sociali e familiari, ci sono risposte di professionisti all'interno del consultorio rispetto a questa problematica, ma anche rispetto alla salute, cioè alla salute della persona, della donna che è in stato di gravidanza. E quindi alla fine di questo percorso, che dura almeno una settimana, forse anche di più rispetto a, non è che tu vai lì e in giornata ti dicono, tu hai un certificato per farti accedere agli ospedali. Dov'è il problema? Esatto. In Italia e anche in Veneto? Che a fronte del fatto che ci sono sempre più obiettori, sempre più medici obiettori, ma anche personale infermieristico, le donne sono costrette a girare poi, una volta ottenuto il certificato, per i vari nosocomi, in giro anche per le province. L'altro grande problema, che qui che non viene evidenziato, ma ve lo dico io, per esempio in Regione Veneto, è che la legge stabilisce che ci sia un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti. In Regione Veneto ce n'è uno ogni 40-45.000, con punte di eccellenza, per esempio in provincia di Venezia, che sono uno ogni 28.000, mentre in provincia di Verona sono uno ogni 38.000.
e voi capite che è diverso. E siccome c'è stata una modifica dei consultori, strada facendo ovviamente, non c'è un'equipe completa in ogni consultorio, ma magari il ginecologo gira, o la ginecologa, più che la psicologa, che dovrebbero essere presenti lì, girano su varie strutture e quindi sono più difficili da reperire, cioè non li trovi tutti i giorni. Chiaro, quindi c'è anche una difficoltà poi di accedere, una volta ottenuta la certificazione, nei tempi, perché deve stare anche nei tempi, questo è un altro aspetto. Chiaramente, per quello che io dicevo deve stare nei tempi, considerando che dal 1962, 82 ad adesso, le interruzioni di gravidanza sono diminuite. Diciamo che dai 234.000 circa interruzioni di gravidanza dell'82 si è passati a circa 64.000 del 2021. In Veneto c'è stato un calo notevole, chiaramente. Perché? Perché l'educazione che c'è stata nel tempo alla contraccezione ha aiutato molto questo dato, anche perché i consultori dovrebbero servire anche a quello, cioè ad avere un accesso anche per informazioni contraccettive prima e anche dopo l'interruzione di gravidanza. Ecco, infatti vediamo, qua sono i dati che lei che accennava, che sono dati anche abbastanza eclatanti, cioè 234.801 gli aborti nel 1982. E alla fine quelli invece le interruzioni volontarie di gravidanza notificate nel 2021 c'è stato questo calo, però per capire meglio di questi numeri io chiederei anche di andare alla slide, quella che spiega cosa sono questi, il ruolo dei consultori familiari, così le persone anche capiscono perché se ne parlava tanto, però è bene vedere anche cosa sono questi consultori e cosa fanno, quindi il ruolo che hanno. Prego. Allora, come vedrete nella slide, appunto dicevo anch'io, offrono un percorso di accompagnamento delle donne. Il counseling, quello che vedete, è appunto l'ascolto e il consiglio durante la procedura. Poi c'è appunto il rilascio del certificato e diciamo l'altro incontro di consiglio per la contraccezione. Allora, i dati che voi vedete lì sono a livello nazionale, chiaramente, mentre io vi ho dato anche prima il dato Veneto. E tra l'altro, digitando sul sito della Regione Veneto, bisogna fare un po' di slalom tra le informazioni, si riesce ad avere un grande studio che è in fieri, cioè in divenire, perché viene aggiornato ogni anno, di quante interruzioni, di dove vengono fatte. Se le donne hanno avuto accesso ai consultori oppure se hanno avuto la certificazione attraverso il proprio medico di base o attraverso altre strutture, per cui si accede all'interruzione di gravidanza anche da altre appunto strutture che certificano la necessità, l'urgenza di questa cosa. Chiaro. Qua anche dice un'altra cosa, che andrebbe migliorata l'integrazione ospedale-territorio e facilitato il ritorno poi al consultorio. Perché questo? Perché poi in alcuni ospedali diciamo che le donne non vengono trattate bene, ecco, anche se diciamo viene offerta, possono praticare l'interruzione di gravidanza, poi alla fine non vengono trattate benissimo, ecco, vengono come se in qualche caso, non dico in qualsiasi parte del Veneto, ma vengono trattate un po' come delle colpevoli, ecco. E quindi non c'è l'attenzione a dire che guardi che poi avrebbe un senso ritornare al consultorio per tentare di vedere se c'è la possibilità appunto di aderire alla contraccezione. Chiaro, quindi un ruolo completo. Al netto del fatto che chiaramente non si sia trattato di un problema, perché non è che con la contraccezione si risolve qualsiasi tipo di prevenzione. Attacco alla 194, abbiamo ancora solo un paio di minuti a disposizione. Perché c'è stato questo, quindi l'emendamento cosa ha comportato? Il governo di destra, che aveva detto per nome della ministra Roccella e della prima ministra che non avrebbero messo mano alla 194,
nella legge che sancisce, cioè che il PNRR ha infilato dentro un emendamento proposto da un parlamentare di Fratelli d'Italia in cui si dice che all'interno dei consultori possono esserci, devono e possono esserci delle associazioni pro vita, come dire che tutti gli altri sono antivita, ma che queste associazioni hanno in animo di prendere la donna che arriva in consultorio e fargli una sorta di lavaggio del cervello, diciamo noi, mentre quello è il luogo in cui la donna deve ricevere delle informazioni neutre, come ho detto all'inizio, non può ricevere informazioni di parte, ecco. Se ha qualche problema, la donna viene comunque invitata ad andare a queste associazioni pro vita. Non va bene che in un momento di estrema difficoltà di una donna, perché ricordo che abortire non è certo una passeggiata, per tutta la questione della scelta affettiva, di una scelta anche di vita e personale per la propria autodeterminazione, non può essere, come posso dire, certo, messa alla prova anche psicologicamente, appunto, e non essere tranquilla nella sua decisione. Allora, in Francia cosa succede? In Europa? Due parole proprio intanto. Allora, in Francia il diritto all'aborto è stato messo in Costituzione, quindi è uno dei diritti della Costituzione francese, mentre in Europa è stato posto come consiglio, c'è stata una proposta di essere inserita all'interno della Carta dei diritti costituzionali. Queste cose ovviamente hanno spaventato la destra italiana, che appunto ha scritto quell'emendamento in estrema velocità, esattamente dopo pochi giorni all'approvazione appunto della proposta di inserirlo nella Carta dei diritti costituzionali, e quindi hanno tentato di in qualche modo mettere le mani avanti e puntellare in Italia cammin facendo con questo emendamento. L'Europa ha già risposto che all'interno della legge del PNRR non possono essere inseriti emendamenti che nulla hanno a che fare con questo. E poi vedremo oggi cosa succede, oggi alle 17 in Senato, dove ci sarà appunto la votazione di tutta la legge con questo emendamento che è blindato praticamente. Ma siccome c'è la chiama e quindi ognuno deve votare non al segreto, ecco appunto, no, adesso ho detto un'informazione forse scorretta, comunque ci sarà la chiama, vediamo alle 17 che cosa succede. E allora aspettiamo e poi ci aggiorneremo anche con voi per fare sempre il punto della situazione di questa normativa. Allora, Margherita Grigolato, io la ringrazio di averci fatto il punto di questa situazione, anche di aver espresso la vostra posizione al riguardo, è responsabile appunto Dipartimento Politiche Inclusive della CGIL del Veneto. E la ringrazio, la saluto, buon lavoro, lascio i nostri telespettatori al piccolo break pubblicitario, poi ritorniamo insieme e proseguiamo con le nostre interviste. Grazie.